Giornate infernali in A4, 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzato l'autostrada, un ferito, tracce salto e 90, camion a fuoco, tratto chiuso per ore, code e disagi. Si fingono forze dell'ordine e fanno credere che la propria auto sia stata usata per un furto o una rapina. Continua l'allerta sulla truffa della targa clonata. I carabinieri invitano a prestare la massima attenzione. Fumeria clandestina chiusa a Mestre dopo il blitz della polizia locale. Il questore ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del mini market Etrico. Nel retro trovate dosi di marijuana, hashish e cocaina. Primo volantinaggio del nuovo comitato Fenice Vivamente dal sovrintendente del teatro. Nessun commento sulle proteste dei lavoratori sul caso Venezzi. Case vuote, sfratti e occupazioni a Spinea dopo l'aggressione di lunedì al Villaggio dei Fiori, incontro tra Comune e Insula Venezia, il caso Donatella accende lo scontro politico. Alluvione 2025, scontro, interviene il sindaco di Mira Marco Dori, senza ristori da Roma, dice pronti alla mobilitazione. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano dunque la giornata infernale vissuta oggi lungo la A4. 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzata l'autostrada. Un ferito, tracce salto e 90, camion a fuoco, tratto chiuso per diverse ore con code e disagi. A4, incidente tra 2 camion nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave. Uno dei 2 mezzi pesanti ha preso fuoco. In un attimo l'autostrada si è trasformata in un inferno di fiamme. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco dal Veneziano e Trevigiano. Intervento immediato per scongiurare ulteriori esplosioni e soprattutto per evitare che il fuoco potesse raggiungere altri veicoli. La strada, poco dopo lo svincolo di Noventa di Piave, è stata completamente chiusa per ore, non solo per la rimozione dei mezzi, ma anche per ripristinare l'asfalto bruciato dal fuoco. Purtroppo questo è l'unico ormai tratto in cui ci sono le 2 corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Camion e auto sono stati costretti ad uscire a Noventa tra code e disagi e qui è sorto un altro problema. Molti camionisti, una volta raggiunta la strada normale, si sono infilati in una provinciale a Cessalto, stretta e piena di curve, vietata ai mezzi pesanti, multe a raffica. In questo tratto solo la mattina hanno fatto 15 sanzioni questa mattina e questo è voluto perché è veramente un pericolo. Nel 2023 un'ambulanza è entrata dentro in un fossato, comunque si crea dei danni importanti anche a tutta la via e ai cittadini che abitano. C'è anche un ponte che comunque non è pensato per veicoli pesanti, essendoci divieto, e quindi dobbiamo attenzionarla subito quando succedono incidenti del genere. Altro incidente sempre nella mattinata tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. In questo caso sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, tra cui una cisterna di gas fortunatamente vuota. Una persona è rimasta ferita. Il pensiero è andato immediatamente ai lavori per la terza corsia. I lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo dei lavori che avremo la terza corsia domani, perché sono lavori difficili e quant'altro. Stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali, che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10, e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario, a cui va il mio ringraziamento, perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo. Parliamo ora della truffa della targa. I carabinieri di Venezia mettono in guardia i cittadini su come difendersi per non cadere in trappola. Inizia con una telefonata. Un uomo si presenta come carabiniere o poliziotto e dice alla vittima che la sua auto è stata utilizzata per compiere un furto o una rapina a danno di una gioielleria, oppure che la targa del mezzo sia stata clonata e applicata a un'auto usata dai criminali. È questa la truffa che nelle ultime settimane è sempre più frequente, in particolare a danno di anziani, e su cui i carabinieri di Venezia lanciano l'allarme, invitando a non fidarsi di telefonate in cui si chiede denaro o di mostrare oggetti di valore.
anche se sul display compare un numero che sembra proprio appartenere alle forze dell'ordine. Una volta agganciata la vittima, infatti, il truffatore annuncia l'arrivo imminente in casa di un collega che controlli i gioielli, così da escludere il suo coinvolgimento nella falsa rapina. Alla porta si presenta quindi il complice che convince il proprietario a consegnargli oro e monili di vario genere, chiedendo infine i documenti, e mentre la vittima va a prenderli, lui fugge con i gioielli. Chi dovesse ricevere chiamate di questo tipo, continuano i carabinieri, è invitato a interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112 oppure recarsi nella più vicina stazione dei carabinieri. Fumeria clandestina chiusa a Mestre dopo il blitz della polizia locale. Il questore Sbordone ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del mini market etnico di via De Amicis, laterale di via Piave. Il provvedimento arriva a seguito dei controlli effettuati a fine gennaio dal nucleo cinofili che nel retrobottega dell'esercizio avevano scoperto 8 uomini intenti a consumare hashish e cocaina. L'operazione era scattata dopo diverse segnalazioni dei residenti. Nel retro, nascosto da una porta tra gli scaffali, gli agenti hanno trovato dosi di marijuana, hashish e cocaina. Le 8 persone coinvolte sono state segnalate alla prefettura, mentre la titolare è stata denunciata. Vietata la vendita ai residenti in provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio al Terni di lunedì sera tra Treviso e Clodiense. Per la prefettura è una gara a rischio. Stop alla vendita di biglietti ai tifosi ospiti per il match di lunedì sera allo stadio Tenni tra Treviso e Union Clodiense, valido per il campionato di Serie D. La prefettura trevigiana ha vietato l'acquisto dei ticket ai tifosi chioggiotti, ritenendola una partita a rischio visti i precedenti. Nel 2023 a Chioggia e a Treviso nel 2024 si erano infatti verificati dei disordini. In più la gara di lunedì sera potrebbe essere decisiva per la promozione in Serie C, visto che in caso di vittoria i biancocelesti andrebbero a più 16 punti rispetto agli avversari, loro diretti inseguitori in classifica, ipotecando il passaggio alla serie superiore. Partita ad alta tensione quindi, da qui la decisione della prefettura che, sentito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato l'accesso allo stadio ai tifosi dell'Union Clodiense e in generale l'acquisto dei biglietti a tutti i tifosi residenti in provincia di Venezia. Il colorito botta e risposta in Consiglio regionale tra il consigliere Dem Montanariello e il presidente Zaia si è conclusa con il divieto delle riprese social in aula. Io ero rimasto che per le riprese, allora l'ingresso in aula lo possono fare consiglieri, assessori o dirigenti in caso di provvedimenti. Per le riprese c'è la struttura. Siccome vedo che c'è anche gente che non fa parte della struttura grafica della regione, come funziona? Ognuno di noi può far venire in aula il proprio assistente che gli fa foto e video, c'è stato un cambio dell'ufficio di presidenza su qualche delibera, le chiedo perché insomma vedo che qualcuno si fa venire il suo consigliere a farsi il video che viene più bello delle telecamere ufficiali sul web, se è previsto anche io chiederei ai miei di entrare. È iniziato così durante una seduta del Consiglio regionale il botta risposta tra Montanariello e il presidente Zaia, nato dal fatto che il consigliere Dem abbia contestato la presenza di addetti esterni alla struttura, evidenziando come Zaia sembrasse non conoscere il regolamento che invece ne vieta la presenza. Recepisco l'osservazione, la tratteremo in ufficio di presidenza e daremo una regola per tutti. No, Presidente, non ha capito che c'è già una regola. Forse non ho dono da chiarezza, ho detto che ho capito. Sì, però se ha capito e mi dice che faremo una regola per tutti vuol dire che ha fatto finta di capire. Io le sto dicendo, se ha capito le chiedo a lei, al segretario generale, l'applicazione di regolamento e statuto in materia. Io non ho letto il regolamento. Non sono bravo come te. No, Presidente, invece guardi, la differenza tra me e lei è che io posso non leggerlo, ma lei che è Presidente del Consiglio e ci spiega come funziona lo dovrebbe leggere prima degli altri. Alla fine il colorito dibattito si è concluso con l'applicazione del regolamento da parte del Presidente Zaia, che vieta di fatto le riprese social in aula. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. I commessi sono incaricati a vigilare sull'osservazione dei regolamenti e provvedere su ordine del Presidente all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine. Il Presidente, per favore, nel caso di disordini può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico. Bene, applichiamo il regolamento. Penso ci sia altro da aggiungere.
Dal sovrintendente del Teatro La Fenice ancora nessun commento sulle proteste dei lavoratori sul caso Venezia e intanto si è costituito formalmente il Comitato Fenice Viva. Abbiamo già detto tanto, troppo, forse è meglio non insistere. Nessun commento sulle ultime questioni relative alla nomina di Beatrice Venezi dal sovrintendente del Teatro La Fenice, non un commento sull'arrivo toccata e fuga al carcere femminile della Giudecca, nemmeno sul continuo volantinaggio di protesta degli orchestrali e non solo. Visto che la problematica sta continuando con toni anche sempre più accesi e non si accenna a vedere un risultato, abbiamo pensato di costituirci formalmente e dare concretamente il nostro contributo per far capire che ci siamo, che il pubblico c'è. Si è costituito infatti a fine gennaio Fenice Viva, un vero e proprio comitato formato anche da cittadini che oggi ha raggiunto circa i 300 iscritti. Questa forma di resistenza culturale collettiva io in tanti anni comunque che seguo il teatro non l'avevo mai vista. Quando abbiamo volantinato moltissime persone straniere erano a conoscenza di questa questione. Si è molto allargato perché io ritengo che quella che gli orchestrali, ma tutte le lavoratrici e i lavoratori del teatro stanno compiendo sia davvero una grande battaglia di civiltà. Ed è diventata una battaglia di civiltà per la dignità del lavoro. Desideriamo continuare a dare il nostro sostegno con delle azioni come il volantinaggio e altre che abbiamo in previsione di fare. E altre manifestazioni sia fuori che anche all'interno del teatro che coinvolgeranno anche delle realtà culturali cittadine e non solo. E se da un lato continuano le forme di protesta, dall'altro il sovrintendente è stato ricevuto in Commissione Cultura in Consiglio regionale, dove ha denunciato il calo drastico del finanziamento al teatro di oltre il 70%, passato da 2 milioni a 600.000 euro. Non era assolutamente un attacco politico alla Regione Veneto, il mio era soltanto un appello per ricordare che la cultura è un investimento e infatti un euro investito nell'attività del teatro ne genera quasi 4, quindi questo era il messaggio. Dopo l'aggressione avvenuta nei giorni scorsi al villaggio dei Fiori a Spinea, il sindaco Bevilacqua, il vice sindaco di Tadi e il presidente di Insula Raschilla si sono incontrati per discutere degli immobili occupati. L'amministrazione ha chiesto un intervento drastico con la rimozione dei contatori elettrici e del gas da tutti gli appartamenti non a norma, ritenendolo un deterrente indispensabile per togliere gli immobili dalle mire degli occupanti. Ed è scontro a Venezia sulle case popolari. Il Comune di Venezia ha un contributo per il disagio abitativo e lo eroga su uno step di un triennio dal 2023, 24 e 25. Ogni anno eroga 618.000 euro. Chiediamo se 618.000 euro possono bastare per soddisfare questa emergenza che è a livelli epocali. A Venezia oltre 2.000 le persone idonee in graduatoria per una casa popolare a fronte di appena 200-400 alloggi disponibili nel breve periodo. Eppure tra patrimonio comunale e ATER si contano circa 2.700 alloggi pubblici sfitti, spesso chiusi in attesa di manutenzione. E su questi dati che Consulta Civica con Alleanza Verdi Sinistra e Sportello Sociale è tornata all'attacco nei giorni scorsi con un blitz negli uffici comunali di Villa Querina Mestre. Al centro della protesta il caso di Donatella Vescovo, seguita da tempo anche dalla nostra emittente. Donatella riceveva dal comune un contributo di 300 euro per pagare una stanza in nero. Venuto meno il bonus, oggi dorme dove capita, anche all'addiaccio. Per richiedere il perché di questa signora con tutti i bandi che ha fatto non le è mai stata fatta un'assegnazione anche di un mini appartamento per poter avere una dignità, una residenza e poter accedere ai servizi di cui lei ha bisogno. Quello di Donatella, uno dei tanti troppi casi di disagio ed emergenza abitativa a Venezia, l'accusa della Consulta Civica veneziana. Questi casi hanno segnato una zona grigia, ossia non tutti i casi vengono trattati in egual misura.
Alluvione 2025, scontro totale senza ristori da Roma, dice il sindaco di Mira Dori, pronti alla mobilitazione. Ricordo che il Comune di Venezia è un po' il capofila di questo e il sindaco Brugnaro sta cercando di ottenere risposte dalla Regione, ma anche non solo. E quindi c'è la rete dei comuni, la rete istituzionale, poi ci sono i cittadini. Ecco, noi dobbiamo continuare a fare squadra per il territorio perché altrimenti Roma non ci ascolta. Il primo cittadino di Mira, Marco Dori, conta anche sull'intervento e sulle pressioni politiche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per sbloccare fondi e risposte da Roma in merito ai ristori mai giunti dal governo per i danni dell'alluvione di 6 mesi fa. Agosto dell'anno scorso c'è stata una grande alluvione. Il Comune di Mira ne è stato l'epicentro, ma come Mira, Venezia, Spinea, Mirano, poi il Cavallino e quant'altro. E la Regione aveva attivato la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. Doccia fredda di questi giorni, in realtà da Roma hanno detto che non è successo niente e che quindi non ci spetta nulla. E la polemica diventa muro contro muro, così anche Andrea Martella, candidato sindaco per Venezia del centro-sinistra. Il mancato riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per gli eventi del 21 agosto del 2025 è una notizia grave perché rischia di lasciare soli cittadini e imprese che hanno subito dei danni. Da Mira, a pochi giorni dalla scadenza del bando pubblico del 28 febbraio per le domande di richiesta di contributo per interventi di prevenzione e protezione idraulica, il sindaco Dori alza il livello dello scontro. Per questo ho anche detto nel 2007, precedente allagamento sempre molto vasto, venne nominato un commissario, vennero stanziate risorse ad hoc, vennero fatte delle opere che sono state utili ma che adesso forse hanno necessità di essere ampliate. Senza ristori e senza il riconoscimento dell'emergenza da parte del governo, il Comune è pronto alla grande mobilitazione, conclude Dori. Sono necessari milioni e milioni di euro, ovviamente i comuni non hanno queste risorse e quindi l'appello è di avere la giusta sensibilità, la stessa coesione territoriale perché queste persone possano domani dire è caduta tanta pioggia ma non è successo niente. Voltiamo pagina, ora la nostra intervista esclusiva a Roberto Cicutto, nuovo presidente della giuria dei letterati del Premio Campiello. Roberto Cicutto, produttore cinematografico veneziano di nascita con casa anche a Roma, già presidente apprezzatissimo della Biennale di Venezia, nonché presidente del Consiglio di sorveglianza SIAE, vincitore tra l'altro nel suo palmarès personale del Leone d'Oro nel 1988 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con il film La leggenda del Salto Bevitore di Ermanno Olmi, il nuovo presidente della giuria dei letterati della 64esima edizione del Premio Campiello, il premio di Confindustria Veneto, che entrerà nel vivo da maggio con cerimonia finale e premiazione a settembre al Palazzo del Cinema del Lido. Ecco la nostra intervista esclusiva. Nuova avventura, ho già incontrato i miei compagni di banco giurati, sono tutte persone straordinariamente non solo capaci, preparate, intelligenti, ma anche molto legate a questo premio, sia quelli che c'erano prima che quelli che sono arrivati con me adesso. Quindi speriamo di far bene. A maggio ci saranno, immagino, le prime cose ufficiali. E a fine maggio ci sarà la famosa cerimonia pubblica per la cinquina, per la dichiarazione dei libri che vanno in cinquina. Dovrai leggere tanti libri. Sì, ma quello non è una cosa che faccio solo da adesso perché l'ho sempre fatto. Ecco, il libro come oggetto è un bel oggetto, c'è futuro per il libro cartaceo? Guarda, è come il cinema che si dice sempre, le nuove tecnologie, se finito tutto, eccetera. Il libro finché ha bisogno, come diceva un grande Benjamin, che nell'epoca della riproducibilità meccanica dell'opera d'arte, se manca aura, quindi il sentimento e la capacità creativa, non si va da nessuna parte, continuerà ad esistere perché avrà sempre bisogno della capacità creativa e dell'intelligenza umana. Ed è tutto per questa edizione, ora vi lascio come di consueto alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.